Allora, anche appunto per mantenere i tempi di questa io credo che tra l'altro la reazione iniziale e gli interventi delle istituzioni che sono stati, come dire, particolarmente sono entrati nel merito delle questioni, non sono stati solo dei saluti, hanno tra l'altro hanno consentito anche a chi interverrà nella tavola di avere molti spunti, molti aspetti, no, che hanno giustamente sottolineato. Piccola parentesi, mi è parso di cogliere anche, forse in questa riunione di oggi, forse un piccolo contributo anche al fatto che c'è il dialogo tra le istituzioni. Sapete che il problema del coordinamento delle diverse competenze che operano in particolare su Porto Marghera è uno che è stato in passato uno dei problemi, in parte a volte risolti, a volte meno. Quindi il coordinamento e il colloquio tra le istituzioni, che necessariamente deve essere coinvolte, e del Porto Marghera sono molte quelle che hanno voci in capitolo e quindi hanno necessità di essere tra di loro coordinate. Dicevo, mi fa anche piacere che forse questa occasione è stata anche quella per registrare una certa sintonia nel passo di Fermine, no? Tra i vari interlocutori istituzionali. Tutti hanno sottolineato questo aspetto, questa necessità di fare lobby, eccetera. Finisco subito. Quindi dicevo, gli spunti per gli interventi che verranno degli interlocutori della tavola tonda sono già stati seminati, non è necessario che io li riprenda. Darei quindi la parola a Razzini, che è il direttore generale del Gruppo Veritas, e fra l'altro è uno anche dei soggetti che opera effettivamente a Porto Marghera con interventi in termini di gestione, e anche, forse se lo dirà, qualcosa che vuole nuovo anche in pentola, e quindi è un interlocutore particolarmente centrato su questo tema, perché ripeto, è uno che ha le mani in pasta, e quindi non le voglio la parola. Ringrazio per l'invito e anche per questa occasione di comunicare, dirci qualcosa sul lavoro che facciamo come gruppo Veritas. Veritas dovreste conoscerla quasi tutti se risiedete nella città metropolitana, in particolare perché ci occupiamo del ciclo dei rifiuti e abbiamo anche il compito di garantirne il riciclo e il recupero, e lo facciamo, ora vi dirò poi con che quantità, e poi ci occupiamo anche diciamo, della depurazione e delle acque. Ovviamente anche dell'acqua potabile, questa volta non in tutta la provincia o la città metropolitana, ma solo nella parte, diciamo così, fino al Piave. E la parte della depurazione per noi è una grandissima sfida, che ogni anno i nostri ingegneri, alcuni sono qua, i nostri chimici, i nostri tecnici, biologi, abbiamo un laboratorio sul quale abbiamo investito molti denari per dargli un grande livello di competenze, perché la salvaguardia dell'ambiente passa, è stato citato anche prima, attraverso la coscienza, la conoscenza di quello che il mondo moderno infligge in termini di disequilibrio, di danno ambientale, che si può parlare di questo, e quindi quando siamo incaricati di dover salvaguardare l'ambiente partendo dal ciclo, in questo caso delle acque, dobbiamo fare i massimi sforzi per depurarle. Questo avviene con i grandissimi impianti come quello che abbiamo a Marghera, di cui parlerò subito, che forse era nelle parole di Roberto Scibilia, e avviene anche su tutto il litorale. Immaginate che noi amministriamo questo ciclo, quello della depurazione, su un litorale che va da Chioggia fino a Biblione, che sono le spiagge d'Europa che ospitano ormai 40 milioni di presenze ogni anno, e sono tutte dotate da anni di bandiere blu, che sono indici ambientali e riconoscimenti che vedono nella capacità, diremo oggi, dei tecnici e dell'uomo di migliorare costantemente le proprie prestazioni. A Marghera abbiamo invece seguito gli indirizzi del piano direttore di disinquinamento della laguna, del bacino scolante, varato nel 2000, attuato
ormai per il 78%, che anche queste sono cose qualche volta che passano inosservate, forse per fortuna certe volte, ma in questo caso anche no, nel senso che mancano solamente meno di 20 punti al territorio del bacino scolastico per essere completamente allacciato alle reti fognarie, che sono grande parte di questo investimento, e naturalmente reti fognarie che poi arrivano nei vari bacini, diciamo, di scolo. Nel caso di Campalto si tributa ancora l'acqua depurata nella laguna di Venezia, nel caso invece di Marghera l'acqua depurata e anche l'acqua depurata dal sistema industriale che giace e ancora prospera nella penisola del petrolchimico raggiunge invece l'Adriatico a 16 km dalla costa, pur mantenendo ovviamente prestazioni di abbattimento degli inquinanti di assoluta eccellenza, come del resto gli impianti di cui siamo eredi e amministratori sono stati tra i primi impianti. Diciamo che il nostro territorio è uno dei più infrastrutturati d'Italia ed anche il primo infrastrutturato nel tempo, proprio perché la depurazione è stata il primo tributo, diremo, alla salvaguardia della laguna, con investimenti enormi. Vi dirò che il libro Cespiti, ecco, della Veritas, che deve custodire le scritture di questi investimenti per conto, perché poi, come forse immaginerete, tutte queste infrastrutture sono demanio idrico, quindi sono beni indisponibili, non sono beni che si possono nemmeno ipotecare, ancorché peritare. Ma a parte questo, ecco, il libro Cespiti conta, ormai supera il miliardo di euro, quindi dovete immaginare la dotazione che c'è di infrastrutture di questo tipo. E Marghera in questo senso, il porto Marghera che dobbiamo immaginare, ecco, nei tubi, è oggi un'area ecologicamente attrezzata, quindi è impossibile per le norme che vigono soprattutto e per le infrastrutture esistenti che una fabbrica aperta naturalmente non possa essere regimata e avere le sue possibilità di avere acque trattate che siano di processo o di altro tipo, e questo è un risultato arrivato pochissimi anni fa a questo livello. L'altra cosa che posso testimoniare, scusandomi in anticipo perché purtroppo devo rappresentare l'azienda dell'udienza e non c'è modo di farmi sostituire. L'altra cosa riguarda il ciclo dei rifiuti, che è stato anche benevolmente citato dal sindaco. Ecco, anche qua da conoscere è il tema di fondo, tutti parliamo di economia circolare, diciamo un po' di più ultimamente per le nuove normative europee. L'inquadramento che noi abbiamo voluto dare a questa economia, per noi diciamo che l'Unione Europea non ha sorpreso l'azienda per cui lavoro, perché avevamo dovuto investire, forse per necessità che diventa virtù in questo caso, molto nella improntazione impiantistica. Noi oggi raccogliamo 530.000 tonnellate di rifiuti che chiamiamo materiali da riciclo, principalmente in tutta la nostra provincia. La nostra è una provincia che di solito all'anagrafe conta circa 900.000 abitanti, ma nel peso dei rifiuti invece conta 1.400.000 abitanti. Diciamo che la densità della provincia di Venezia equivale all'intero Friuli Venezia Giulia, un po' di più se la pesiamo nei consumi idrici, nella depurazione e anche nella produzione dei rifiuti. E mi sto riferendo solamente ai rifiuti urbani, naturalmente, perché se si aggiungono gli speciali, mediamente i rifiuti urbani valgono un terzo del numero dei rifiuti speciali, cioè quelli che invece producono e se ne occupano, diciamo, le imprese. Ecco, di queste quantità dovete immaginare che noi ormai da qualche anno, e lo facciamo con piacere, lo abbiamo dovuto fare con piacere questo sforzo, non portiamo nulla in discarica. Siamo arrivati al 99% dei materiali non recapitati in discarica, quindi o sono stati riciclati o sono stati recuperati energeticamente. Un'altra faccenda, sempre seguendo la piramide della gerarchia dei desideri di chi vuole che amministriamo l'ambiente partendo dai rifiuti,
anche se l'Unione Europea si è accorta che l'ambiente si amministra partendo dalla produzione industriale, e poi si è anche accorta, ma qui non ha legiferato ancora nessuno, che l'ambiente lo si può preservare adottando comportamenti ordinariamente normali, perché se i comportamenti sono devianti non si preserva niente, c'è legge che conta. Quindi le prime due leve sono cosa immettiamo nell'ambiente quando produciamo qualcosa o lo consumiamo e come ci comportiamo per trattare quello che compriamo o che utilizziamo. Beh, anche qui per farla breve noi siamo riusciti a trovare un circuito, ecco, in noi stessi e nel mondo, diciamo, delle industrie per avviare il riciclo. Siamo arrivati appunto a oltre il 65% di effettivo riciclo. L'effettivo riciclo è la vera misura di un riciclo, non la raccolta differenziata, se no saliamo come indice, ma le raccolte differenziate, e non ci sono leggi che dicono qual è il modello migliore, ci sono anche i profeti dei modelli, ma in realtà noi che usiamo tutti i modelli verso tutte le comunità possiamo dimostrare che il modello che funziona è quello meglio accettato, meglio rispettato dalla popolazione. Quindi si può usare qualunque modello di raccolta purché il comportamento individuale e collettivo risponda ad una logica mediamente accettabile, senza forse gli estremismi, diciamo, delle raccolte così virtuosissime di cui poi avete forse visto qualche volta Ravanelli che ha detto si raccoglie questo e non si sa dove portare, forse in certi momenti bisogna fare le cose per raccogliere. Dicevo, l'avvio al riciclo è molto importante, quindi noi dividiamo i materiali dentro un perimetro di stabilimenti che si trovano a Porto Marghera, appunto, per tutta la nostra comunità. Lo abbiamo chiamato ecodistretto perché non servono più i soli 13 ettari che abbiamo occupato di eredità comunale con gli impianti per il recupero energetico di quella quota di rifiuti che teniamo ancora indifferenziati, ma invece ne stiamo utilizzando e vincolando a questi usi altri 40. Dovete immaginare un po' le pattumiere di casa sono come noi, cioè la pattumiera di tanti anni fa era un semplice bidone dove si buttava tutto, quella che oggi vi propongono i mobilieri più alla moda è un'estesa divisione di contenitori dove voi separerete quanto buttate via. E questa separazione è uguale nel mondo della selezione dei materiali, dove noi dobbiamo farlo noi, non lo può fare nessuno, ma dalla selezione poi si tornerà con percentuali più o meno di successo a dargli un futuro. E questo lo facciamo, abbiamo creato una rete, un distretto, e da questo distretto ci si allontana, c'era prima il vicepresidente che era sindaco di Musile fino a qualche anno fa, e che in quel comune noi abbiamo per esempio il secondo livello di filiera del vetro, abbiamo uno stabilimento che prepara, che è di pronto forno, cioè dove arrivano le bottiglie che noi abbiamo recuperato dalle raccolte, lì vengono tritate, selezionate, separate ancora da quegli errori che facciamo quando buttiamo via tutto, e poi andranno direttamente in vetreria e torneranno ad essere bottiglie. Questa è la cosiddetta filiera corta, è una delle poche, quella del vetro, tutte le altre sono filiere molto più lunghe, molto più complesse, e da spazzini quali siamo abbiamo dovuto studiare per capire dove indirizzare tutti i materiali che ci vengono dati dalle famiglie. Li abbiamo certificati perché abbiamo a che fare con persone malfidenti, quindi la prima regola qualche anno fa era dire mi fai fare la separazione ma dopo tu mescoli tutto. Potete sfidare le mie parole buttandoli nei contenitori che volete, buttando un telefono, un transponder, qualcosa che arriverà in un indirizzo che vi possiamo dare oggi, la carta arriverà nella carta da macero, il vetro ve l'ho detto, e così via, no? Abbiamo potuto fare questo e lo facciamo tutti i giorni nella speranza che però il rifiuto diminuisca, che è l'ultima cosa che dico, non perché non vogliamo lavorare, e lo facciamo a Porto Marghera perché era l'unico posto che ci ha ospitato. Abbiamo anche tentato, sapete, di aprire stabilimenti in giro per la provincia, ma quando si parla di stabilimenti che trattano rifiuti, frazione di rifiuti, oppure l'incredibile meraviglia del compost e dell'umido, i no arrivano tutti, voi siete professionisti e quindi potete già immaginarlo. L'unico posto è stata la zona industriale, che era abbastanza grande, abbastanza
distante dalle abitazioni per far tenere di meno, anche se i timori ci sono sempre su quello che facciamo, apriamo gli stabilimenti, rendiamo trasparenti i processi, mostriamo tutto quello che si può, perché non abbiamo, naturalmente, essendo anche la nostra organizzazione tutta pubblica, al massimo facciamo errori o primi individuali, non è che miriamo al profitto, che la devianza nel mondo dei rifiuti, ma in genere la devianza promette quando si fa male il proprio lavoro, e per questo lo facciamo con grande trasparenza, e naturalmente l'ordine lo sa, perché poi lavoriamo da un po' e abbiamo la possibilità di ospitare sempre visite e qualunque cosa vogliate vedere in questo incredibile mondo, ecco, che produce costi che potrebbero essere metà se i nostri comportamenti fossero migliori. Grazie mille. Bene, abbiamo sentito questa testimonianza di un operatore come Marghera con una visione più ampia delle cose che da tempo, in particolare il gruppo Veritas fa lì nella gestione dei servizi che gestisce. Darei adesso la parola all'avvocato Barello, invitandolo in qualche modo a non corrispondere, ma ad ispirarsi agli stimoli che sono venuti dagli interventi sia della relazione che delle autorità precedentemente, in particolare sugli aspetti che credo lui tratterà, che riguardano quali sono le problematiche, le indicazioni per una riconversione sia di nuovi investimenti, di riconvertire il tessuto urbano in particolare, e in questo caso di Marghera, che ha tutte le sue caratteristiche, le sue criticità e le sue, in fondo, abbiamo sentito anche prima, le sue invece chance, le sue occasioni, insomma, come è possibile fare in modo che un imprenditore possa investire in questo territorio, quali sono le condizioni che ci devono essere, quali sono i meccanismi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie per aver accolto tra di voi un giurista, anche se un po' anomalo come giurista di diritto internazionale ed europeo, e grazie anche per il fatto che vi riappropriate di un tema che troppo spesso viene, chissà perché, ritenuto monopolio dei politici, mentre questi temi si possono affrontare e risolvere solo se sono fatti propri dalla società civile, nella quale voi avete un ruolo importante. Non si può delegare alla politica la soluzione di problemi complessi, o nascono dalla ricchezza della società e dei suoi componenti, oppure non vengono risolti nella mia esperienza. Allora, vi propongo di guardare il tema un po' dall'alto. Io amo molto il mappamondo che mio figlio ha sul tavolo e penso che sia un modo di affrontare le cose molto moderno e molto interessante. Vi faccio una domanda banale: che cos'è Marghera? Sembra ovvia la risposta, ma in realtà ci sono tante risposte possibili. Marghera è un porto, è un quartiere, è una parte di Venezia come conosciuta nel mondo, o è una storia industriale italiana, o è una cultura della chimica che grazie a Marghera ha conosciuto, ha dato all'Italia una grande reputazione internazionale. E Marghera è il luogo che ha creato una classe operaia in una regione eminentemente agricola. Direi che Marghera è tante cose e una lettura di Marghera ci aiuta a interrogarci su ciò che eravamo, su ciò che abbiamo costruito, ma ci aiuta anche a riflettere sul futuro. Perché oggi Marghera, oltre a tutto questo, è un hub europeo. Guardiamo dall'alto, dall'aereo, Marghera e vediamo che Marghera è uno dei grandi snodi del futuro delle grandi vie di comunicazione tra l'Asia
il centro Europa, Marghera è la parte di un sistema di comunicazioni strategiche che lo sarà sempre di più, come stanno dimostrando le politiche di investimenti della Cina. Quindi Marghera è un luogo dove l'Europa incontra il resto del mondo. E nell'epoca in cui le reti sembrano essere solo informatiche, invece le reti fisiche, le reti della distribuzione moderna, le reti di Amazon e Alibaba, sono non meno importanti di quelle affidate ai bit. E quindi la rete reale della distribuzione oggi ha bisogno di porti e aeroporti dove si movimentano un numero sempre più maggiore di merci e si svolgono anche molti servizi. Quindi Marghera ha un futuro, non è soltanto stata tante cose, è un'opportunità per il futuro e non per il futuro di Venezia, no, non siate veneziancentrici. Oggi Marghera, cioè tutta l'area veneziana, è un punto di forza del nord-est e il nord-est oggi è un punto di forza dell'Europa. Milano, Venezia e Bologna sono, assieme a una regione tedesca e olandese, oggi sono le punte più avanzate dello sviluppo europeo e sono la forza dell'Europa nel trattare con la Cina e con gli Stati Uniti. Quindi prendiamo coscienza che stiamo parlando del futuro di uno dei poli dai quali dipende il futuro dell'Europa nei rapporti internazionali. E in questo senso è stato detto, secondo me molto bene prima, è stato detto che Marghera fa parte del cuore del Veneto. Marghera non vive da sola, Marghera ha un territorio alle spalle col quale interagisce e che è essenziale. Ed è un territorio dove non c'è solo Marghera, ci sono le università, c'è la cultura del territorio, c'è la mobilità nel grande triangolo, se volete quadrangolo, che è disegnato ormai anche dalla Pedemontana. La città metropolitana non è Venezia, è il cuore del Veneto, che ha una forma abbastanza irregolare, ma che esiste, ed esiste perché ha i servizi sanitari, perché ha i servizi di trasporto. E qui è il punto. Il futuro nella competizione fra le grandi città. E le grandi città si presentano unitariamente, hanno una forza di attrazione e sanno attrarre i giovani, perché siamo un paese di vecchi, invecchiamo ancora e invece il mondo ha bisogno di nuove energie. Allora, il sistema del centro veneto deve oggi misurarsi col mondo, prendere coscienza di ciò che può diventare, e in questo disegno Marghera ha un ruolo strategico. Quindi il futuro di Marghera è il futuro del nord-est che concorre a determinare il futuro dell'Europa nella competizione internazionale. E dunque la sfida è nel costruire futuro per l'Europa, per l'Italia e per il nord-est. Non è soltanto un problema veneziano, molto più grande. E allora quali sono i punti sfidanti in questa ricerca di una risposta al futuro? Primo, i ragazzi hanno capito tutto e per fortuna c'è il direttore Razzini. La qualità ambientale, occorre continuare su questa linea e farla conoscere e far capire che Marghera non è il luogo dell'inquinamento, sta diventando il luogo della qualità e dell'innovazione anche nella gestione dei rifiuti, che sono un problema di tutti e dove sono gestiti portano qualità ambientale, per cui è un luogo avanzato nella ricerca della qualità ambientale. E dopo è il luogo
del collegamento infrastrutturale. Per uscire dal porto bisogna avere le strade e i collegamenti ferroviari adeguati. Le infrastrutture sono essenziali e quindi, per quanto ne so, non si può continuare a pensare di passare per la stazione di Mestre e creare gli imbuti. Quindi c'è un grande discorso infrastrutturale che riguarda naturalmente anche la metropolitana di superficie, riguarda la rete del Centro-Veneto. Signori, ci sono dei tratti di 70 km che si percorrono in un'ora e mezza, e in un'ora e mezza uno fa Bologna-Milano e va a prendere anche il caffè. Cioè, i tempi di percorrenza oggi fanno la differenza di qualità di vita delle persone. Allora, bisogna lavorare molto sulla mobilità per il porto e per tutto il territorio centro-veneto, sempre in un'ottica di sistema. E poi Marghera ha una grande opportunità. Io la chiamo l'altra Venezia, perché con queste parole voglio indicare che ogni città deve coniugare la classicità con la modernità. Cosa ha fatto Milano? Milano, bisogna ragionare su Milano. Ha avuto il coraggio di buttare la palla avanti, di trovare spazi nei quali ha portato la modernità, e sono aumentati i turisti e la visita al Cenacolo di Leonardo. Cosa voglio dire? Che tutta l'area di Marghera è un'area che ha un potenziale sia dal punto di vista dell'archeologia industriale sia dal punto di vista dell'architettura moderna per essere un luogo da andare a visitare. Io ho lavorato, e potrei raccontarvi la storia del Torre di Cardin, perché l'ho seguita da vicino, ma ve la risparmio oggi. Però ho anche conosciuto la stagione dei comitati no far, categoria molto diffusa di persone che vedono la vita dalla panchina e sono bravi nella parte distruttiva e non nella parte costruttiva. Io amo molto quelli che hanno idee migliori delle mie, ma trovo triste che qualcuno passi la vita a criticare le mie idee senza averne di migliori. Allora, il tema di Marghera è il tema del coraggio di decidere. E il coraggio di decidere oggi soffre in Italia di un grande problema che c'è anche a Venezia, che si chiama governance. Il pluralismo dei centri di potere che non si parlano. Il cittadino pensa sempre che esista il privato e il pubblico, solo che crescendo scopre che non esiste il signor pubblico, l'autorità. Esistono tanti signori pubbliche amministrazioni, ognuno dei quali dice: ma cosa c'entro io con gli altri? Io mi chiamo soprintendenza, autorità portuale, mi chiamo sindaco, io sono io. È un cittadino, è un cittadino che si misura con l'autorità. Dice: parlatevi fra di voi. E qui abbiamo un grande problema di governance. La moltiplicazione dei centri di potere trasforma ogni centro di potere in un mondo a sé che non parla con gli altri mondi e che non si sente responsabile di quello che fanno gli altri. Allora il cittadino con i capelli in mano deve avere denti sì per fare qualsiasi cosa. Nei tempi in cui fra 4 anni abbiamo il quantum computing che sta cambiando, rivoluzionando il mondo, io ho esperienza di pratiche che normalmente durano 10-12 anni. In 10-12 anni fa tanti giri il mondo. Quindi questa governance deve assolutamente essere razionalizzata e gli strumenti ci sono, ma contano anche l'intelligenza delle persone e la capacità di fare sintesi alta. Concludo. Ci sono alcuni segnali positivi concreti. Primo, la Regione sta studiando il piano territoriale di coordinamento nel quale ci possono essere alcuni indicatori importanti. Secondo, qualche giorno fa a Padova le grandi associazioni, Banca Intesa e altri hanno buttato lì l'idea di creare una regia, un luogo di coordinamento di tutte le associazioni, categorie e soggetti istituzionali per ragionare sul nuovo Veneto centrale che ha Venezia e Marghera come un punto di forza. Ancora c'è tutto il tema della nuova normativa e la mia convinzione è questa, che oggi ci sono tanti strumenti in officina, ma spesso mancano i bravi meccanici.
Una volta si diceva vorrei ma non posso, la legge non me lo permette. Oggi la legge permette di fare qualsiasi cosa. Ciò che mancano non sono le norme, sono le idee e la capacità di utilizzare le norme in modo corretto. Esempio, sapete che c'è una legge che ha un articolo per Marghera? Perché la legge sull'ottenimento del consumo di suolo ha previsto non soltanto la riqualificazione edilizia o degli solari, ma piani di rigenerazione urbana sostenibile da 10 anni in su, con finanziamenti pubblici, per realizzare programmi complessi. E quando è stata scritta è stata pensata proprio avendo presente realtà complesse come Marghera. Ma perché a Verona la stanno studiando per la zona industriale, per la ZAI e Venezia, e qui a Marghera non ancora? Quindi gli strumenti esistono, anche se qualche volta bisogna avere il coraggio di andare oltre le barriere. Il piano regolatore del porto è un mondo da marziani rispetto al piano regolatore di Venezia, ma sono due strumenti per fare le cose in modo migliore, con attenzione a situazioni diverse. Bisogna anche risolvere questi problemi in mesi, non in anni, ed è possibile volerlo fare. Conclusione, Marghera deve essere anche un sogno, una grande vision più ambiziosa che si può. E allora in questa vision io vi dico qual è la mia idea, una piccola idea, il mio piccolo sogno, che nasca a Marghera un museo della chimica, della storia della chimica e della storia del ruolo avuto da Marghera in questo settore, che riconosca la storia, l'identità sociale di queste persone, la storia industriale di quel sito, e che guardi avanti e permette ai ragazzi di andare a esplorare questo mondo, perché la cultura industriale è una parte essenziale della cultura contemporanea, quindi potrebbe diventare anche sul piano della formazione e sul piano della creatività un luogo dove vanno le scuole a studiare e a maturare orgoglio per la fatica fatta dai loro genitori e dai loro nonni in quel posto. Bene, allora adesso è il turno del professor Miceli, che è professor di estimo e valutazione economica dei progetti dell'UAV, e sentiamo il suo punto di vista. Visto che sto uscendo, dico che ogni volta che sento Andrea Razzini ho la sensazione che davvero in questa città ci sono delle eccellenze, perché quando ascolto le sue parole ho la sensazione che principi come economia circolare, economia sostenibile prendano forma e non in un luogo lontano dal nostro, qui in questa città. Allora devo dire che il suo pragmatismo e la sua capacità di tradurre in termini concreti quelle che sono le nuove parole d'ordine del contemporaneo mi sembra una guida anche per le parole che voglio condividere con voi. Si è parlato nella bella relazione introduttiva di una Marghera possibile, porto Marghera possibile, parte di una Marghera possibile, e tuttavia qui vorrei segnalare alcuni dati che propongo a voi che siete ingegneri, perché i numeri hanno la loro forza e hanno il loro contenuto cogente, vincolante. Altri anni ho fatto un lungo lavoro per l'autorità portuale di Venezia e il dato che ho trovato davvero potente e interessante è che quella che noi spesso consideriamo a torto un'area abbandonata, un'area in corso o completamente dismessa, è che quest'area, il 60% delle superfici è occupato e operativo. Questo era al tempo. Giustamente poi, visto che sono andato a ricercarmi le nuove fonti, questo dato è ulteriormente accresciuto. Ecco, allora non vorrei che continuassimo tutti a immaginare una Marghera che è dismessa, una sorta di rottame territoriale, quando in realtà la Marghera contemporanea è una Marghera industriale, logistica e ricca di servizi. Allora lo dico perché altrimenti caschiamo in un profondo inganno, per cui guardiamo al mondo come categorie di un'era sorpassata
Mentre oggi, a 10 anni dalla grande crisi, noi siamo di fronte a un fenomeno territoriale che è profondamente cambiato. E devo dire che le misure che al tempo recuperarono, che mi sembrano suscettibili di essere confermate anche nella più recente produzione analitica, dicono che un grande interesse c'è, un 30%, un terzo di industria, un terzo di logistica e un terzo di servizi che alimentano questi due settori. Ora, siamo di fronte a un cambiamento di cui dobbiamo prendere atto, perché non possiamo pensare che questo grande luogo della città sia un luogo abbandonato, un luogo vitale del nostro territorio. Per darvi la misura, quando noi diciamo che 60% è occupato e 40% non lo è, se facciamo il numero, se prendiamo in considerazione il numero di immobili che sono non utilizzati nel centro storico di Treviso, nessuno parla di quell'area come un'area abbandonata, giusto? Troviamo esattamente le stesse proporzioni. Ecco, quindi dobbiamo iniziare a pensare che fenomeni di riuso, fenomeni di riutilizzazione sono comuni a tanti ambiti del nostro territorio. L'esercizio che dobbiamo fare su Marghera deve tuttavia prendere le mosse dalla ricognizione di un dato fattuale, e che quindi Marghera è un luogo dell'industria italiana, è un luogo della logistica italiana. Se siamo il secondo paese manifatturiero del continente, insomma abbiamo anche bisogno di porti di produzione, con eccellenze del tutto innovative, come per esempio la trasportistica, la logistica dei colli eccezionali, che fa oggi di Marghera un luogo che è vanto internazionale. Magari non ce lo raccontiamo, magari forse non è glamour come le tante immagini che possiamo vedere, di tanti progetti di rigenerazione urbana, ma è l'industria del nostro paese, che nel silenzio si è ampiamente riorganizzata. Nel silenzio, senza andare troppo nell'occhio, ha iniziato un percorso di riorganizzazione di cui oggi vediamo i risultati. Ora, se dobbiamo, perché questo era il compito che mi è stato dato dagli organizzatori, pensare in termini tecnici, quello che potrebbe essere un'azione collettiva nei confronti di questo ambito della nostra città, dobbiamo iniziare a pensare che probabilmente noi dobbiamo smettere di pensare a chissà quale principio di rigenerazione totale e invece pensare a favorire questo ecosistema di iniziative che più o meno spontaneamente si sono sviluppate. Dobbiamo farlo attraverso processi che hanno a che vedere con la semplificazione amministrativa. Ancora oggi affrontare la bonifica a Porto Marghera è un salto nel vuoto per gli imprenditori, poi magari per gli esperti non lo è, ma sicuramente per l'imprenditore è un'operazione mozzafiato. Dobbiamo iniziare a pensare all'adeguamento degli strumenti che devono tener conto della superiore e crescente ibridazione tra le attività. Dobbiamo pensare alle condizioni di sistema a cui anche prima l'avvocato Barel ha fatto riferimento. Se io devo uscire da Porto Marghera devo farlo saltando il nodo Mestrino, che effettivamente rappresenta un po' di bottino. Per cui ci diamo un'agenda, e questa agenda sta nella realtà di una polarità territoriale che un po' nel silenzio si è riaffermata nella scena del nostro paese con grande forza e con grande vitalità. Si dirà, però ci sono degli ambiti che sono trascurati e negletti, ci sono dei luoghi su cui la fantasia, la visione deve potersi esercitare. Allora ne individuo alcuni, perché non vorrei che fossimo poi a corto di luoghi dove progettare un mondo contemporaneo. Prima il sindaco Brugnaro si è speso con grande determinazione sulla soluzione delle grandi navi. Ora, questo nostro capoluogo, questa città, è spesso oggi sotto l'attacco della stampa internazionale che dice: voi non siete in grado di gestire l'overtourism, e la foto che viene sempre utilizzata è quella delle grandi navi in città. Se reduce da Baku, dove sono andato per una conferenza, il topic è sempre quello: come voi che vivete in quella straordinaria città non siete in grado di regolare questi flussi. Siete un porto, dovreste essere in grado di gestire proficuamente questa relazione che deve diventare virtuosa, non può essere causa di un così grande conflitto. Ebbene,
Prendiamo sul serio l'ipotesi che è stata disegnata e che mi sembra abbia anche il consenso del governo. Proviamo a tradurla in un nuovo polo che non sia solo cittadino, ma che diventi per esempio un grande hub del turismo ad una scala più alta. Se vogliamo esercitare una visione, non in uno spazio indifferenziato e senza sfondo, ma nello spazio concreto delle trasformazioni territoriali di cui dobbiamo essere responsabili, qui riprendo l'esortazione alla società civile che si fa carico del proprio futuro, per quello un nodo che da un punto di vista ambientale, della mobilità e delle trasformazioni fisiche, come dire, ci occuperà per degli anni. E se vogliamo pensare alle trasformazioni urbane su cui ampiamente esercitarci, abbiamo tutta l'asta che va tra via Fratelli Bandiera e via dell'Elettricità, che il piano di assetto del territorio ha dato alla città, sottraendolo a Porto Marghera. Se ci sono degli investimenti, se ci sono delle attività, là c'è uno spazio, non dico infinito, ma sicuramente molto considerevole per provare a immaginare una città del futuro. Una città che ancora oggi non c'è, ma che possiamo inventarci anche con il contributo del mondo professionale. Qui lo voglio sottolineare, tuttavia, ogni visione deve avere, lo dico degli ingegneri, uno sfondo che è quello della realtà, della credibilità degli investimenti che portiamo avanti. Questa è una città che non ha ancora pienamente elaborato il lutto di opere incomplete, di cantieri che non sono mai stati realizzati, di operazioni pubbliche che sono tristemente abortite. Non parlo neanche di grandi operazioni come Mosi, di cui faticosamente vediamo l'avanzamento, ma penso al Palazzo del Cinema lì, penso alla trasformazione dell'ospedale Umberto I a Mestre. Sono tutte operazioni che sono là a testimoniare della fatica degli investimenti a trovare sede opportuna all'interno del nostro territorio. Allora lo dico perché ogni visione deve essere utilmente ancorata a una realtà. Se facciamo fatica a trovare investitori per la rigenerazione dell'Umberto I, insomma, ragioniamo su tutte le altre opportunità, calandone nella concretezza dei vincoli economici e sociali che sono nostri propri. Ora si è anche detto, lavoriamo sul tema della creatività, lavoriamo sul tema degli edifici iconici. Sono totalmente d'accordo, tutte le città hanno un edificio iconico a cui ancorare la propria identità futura. Ma anche in questo caso vorrei ricordare a tutti che a centinaia di metri, a centinaia di chilometri, abbiamo realizzato una cosa che si chiama M9, che dovrebbe essere simultaneamente il deposito della memoria collettiva, era Mestre Novecento, il museo Novecento, dovrebbe raccontare anche la fatica, la pena, a volte il dolore di una città che è stata industriale, ha pagato un caro prezzo per questo, ma è stata anche protagonista dell'industrializzazione del nostro paese e dovrebbe anche farsi carico di traghettare questa città nel contemporaneo. Ecco, lo dico perché pensare che una città debba essere sempre riprogettata da zero mi sembra un esercizio poco utile. Abbiamo già fatto queste riflessioni, le abbiamo immaginate, le abbiamo progettate e adesso sono là e ci chiamano per essere utilmente gestite. Devono essere oggetto di una concreta attuazione. Se poi penso a delle ulteriori considerazioni che sono state fatte, certo, pensare Porto Marghera e Marghera dentro una scena che sia solo locale è ovviamente poco utile, poco sensato. Dobbiamo tuttavia anche in questo caso fare uno sforzo intellettuale importante, immaginando che i sistemi territoriali nei quali siamo interessati e coinvolti sono a geometrie molteplici e variabili. Se penso a Porto Marghera lo penso nelle grandi geografie europee, lo penso nelle grandi geografie mondiali e penso anche che sia naturalmente, perché la geografia conta, il porto del nord Italia. Naturalmente arriva tutto lì, senza incontrare ostacoli fisici. Bene, se poi penso a Porto Marghera in altre vesti, insomma, penso che per esempio l'arrivo delle grandi navi colloca quel luogo nel grande processo di organizzazione delle reti internazionali del turismo. Per questo bisogna saper dialogare con Roma, con i ministeri competenti e via dicendo. Per altri temi dobbiamo dialogare con le tre province, Padova, Treviso e
eventualmente chi si dovesse mettere vicino. Se dobbiamo dialogare con un ambito regionale, dialogheremo con la regione. Le geografie istituzionali sono molteplici, però vorrei anche in questo caso riportare alla concretezza che è propria di questa sede, ricordando che per esempio nel 2011 l'OCSE, non un club di ragazzini, l'OCSE, un'importante, qualificata, assise istituzionale di studi di carattere economico, racconta a Venezia dicendo voi non potete essere raccontati nella vostra città esclusivamente, voi dovete essere raccontati in uno spazio metropolitano. È solo dentro questo spazio metropolitano che è possibile leggere Venezia. Nel 2011, passati 8 anni, vengono dette alcune cose. Vengono dette per esempio alcune cose in merito alla mobilità, in merito alla cultura, ai saperi. Ora, se penso alla mobilità, faccio ancora fatica a pensare a una proficua integrazione, soprattutto dei territori a minore densità, con la rete del ferro. Su questo le lamentele dei pendolari sono ancora lì a testimoniarci, dobbiamo fare ancora molta strada a immaginare una progressiva sostituzione della mobilità via auto sul ferro. E questo invece è considerato fondamentale per costruire uno spazio metropolitano. Sono le infrastrutture della mobilità che ci permettono di dire quella è una metropoli e non genericamente una rete autostradale che per noi è un appesantimento che è completamente contraddittorio rispetto a quei principi di sostenibilità e di circolarità che sono stati prima detti. Sempre l'Ocse ci diceva dovreste federare la cultura e i luoghi del sapere. Qualche passo in avanti l'abbiamo fatto con l'università. Parlo per persona, come persona direttamente interessata, ancora lavoro è tanto. E sicuramente, per esempio, per tornare alle menore, non mi sembra che quella attrezzatura della conoscenza della cultura sia considerata patrimonio condiviso di un trevigiano di Parolà. Questo non è. Allora, anche in questo caso, direi che più che la generica evocazione di spazi territoriali più ampi, dobbiamo iniziare a prendere sul serio le parole d'ordine che ci diamo e iniziare a raccontare che effettivamente passo dopo passo, esattamente come ho sentito nelle parole di Razzini, diamo sostanza a processi di integrazione che a livelli multiscalari ci permetteranno di vivere in una città maggiormente competitiva, maggiormente attrattiva, maggiormente inclusiva, più capaci di dare sostanza ai nuovi obiettivi che la comunità si è data. Allora, questo lo dico perché oggi, è vero, siamo ancora una delle regioni più ricche e capaci di muoverci nella scena europea, però si vedono dei segnali, per esempio a partire dalle misure dell'export, a partire dalle misure della produzione industriale, che per esempio mostrano come altre regioni, penso all'Emilia Romagna, tutto l'asse della via Emilia, mostrano effettivamente una dinamicità che non è affatto minore quella del Veneto. Allora forse dobbiamo iniziare a pensare che lo spazio conta, che le geografie molteplici contano, che in questi spazi noi ci giochiamo una partita e dobbiamo anche pensare che dunque le visioni sono utili e bellissime, dobbiamo imparare a iniziare lentamente a tradurle nella concretezza dei diversi passaggi, memori di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, delle risorse di cui siamo davvero depositati. Quelle sono le vere ambizioni che dobbiamo avere di fronte. Lasciamo le velleità a qualcun altro. Credo che forse in termini di tempo non sia spazio per altri giri, però immagino che questa prima tavola rotonda, credo di condividere questa idea, sono venuti molti spunti molto interessanti anche sulla base delle concretezza e delle indicazioni, alcune anche molto precise, no? Quindi credo che possiamo concludere e iniziare la